E siamo ancora qua, grazie a Dio, tutti insieme e stiamo per iniziare questo momento di lode e adorazione. Vi chiedo di alzarvi, di partecipare, di sentire... Potete alzarvi? Ok? Vi chiedo di immedesimarvi nelle parole delle prossime canzoni e di adorare il Signore con i messaggi vari che ci saranno questa sera. La prima canzone parla di ascoltare la parola di Dio, ascoltare e seguire il cammino che Lui ha predisposto per le nostre vite e di lodarlo in tutto questo processo. Cantiamo insieme? La prossima canzone parla del fatto che Dio è inevitabile, unico nel suo essere, nel suo essere, nella sua essenza, che non c'è nessun altro Dio che possa essere come Lui, nessun'altra persona, nessun'altra cosa, che Lui è sovrano su tutto, su ogni nostra situazione, bella o brutta che sia, e che Lui ha queste bellissime caratteristiche come la sua voce, la sua maestà, il suo prendersi cura di noi, e glorifichiamo il Signore per questo con la prossima canzone. Sei sovrano in gloria.
voglio ringraziarti per questa sera, per ogni persona qui presente, per ogni vita esistente su questa terra, Padre. Io ti ringrazio perché so che ti prendi cura di ognuno di noi in ogni momento, in ogni istante, in ogni situazione. So che ogni cosa coopera al bene di tutti quelli che ti amano e ti chiedo che possiamo sentire la tua presenza nelle situazioni difficili, nei momenti complicati, Signore, che non possiamo mai dimenticarci che tu sei con noi, tu ci sei al nostro fianco, pronto a prenderci per mano e guidarci per la tua strada, Padre. Dobbiamo solo aprire il nostro cuore ed accettarlo, Padre. Ti ringrazio perché tu sei grande, sei meraviglioso, unico e perfetto e sei degno di qualsiasi lode e cosa buona che può venire da noi, Padre. Ti chiedo perdono per tutti i momenti, per tutte le situazioni in cui ti deludiamo e pecchiamo nei tuoi confronti, Padre. E ti chiedo di aiutarci in questo processo di santificazione, Padre, che io penso che ogni persona che ti ama vuole passare, vuole crescere spiritualmente, Padre, e ti ringrazio per la vita di queste persone, perché queste persone sono quelle che intercedono per il mondo che tu ci hai dato, Padre, e ti ringrazio per averci dato il tuo Spirito Santo, che Lui è in ogni istante parla a noi, e ti ringrazio per questo, Signore. Amen. chiedo questa sera di toccare i cuori di ognuno dei presenti, Padre, e di chi sta seguendo da casa.
Ti chiedo di insegnarci e dirigerci nelle nostre vite e che queste parole possano essere un tesoro per noi, che possiamo custodirle nel nostro cuore e soprattutto che possiamo applicarle alle nostre vite. E ti chiedo, Padre, di aiutarci nella nostra crescita spirituale, di essere in ogni momento al nostro fianco. Benedici le persone qui presenti, Signore. Ti chiedo di cuore di dare il meglio ad ognuna di loro, e so che vuoi farlo, Padre. E ti ringrazio per questo immenso amore, Signore. Amen. Potete sedervi. È meglio che si metta di qua. Ciao raga, tutto bene? Sì ou não? Ok. Bom, não vou arriscar muito italiano ainda, né? Porque tá difícil. Bom, quero dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês. Voglio dire che è un piacere essere qua con voi. E principalmente por saber que hoje quem vai me traduzir aqui é o pastor Sandro. Questo non lo traduco. Ok. Obrigado mais uma vez, pastor, pela Nada. oportunidade de poder compartilhar um pouco mais aqui da palavra de Deus. Bom, hoje nós falaremos sobre tomar a sua cruz. Oggi parleremo di prendere la propria croce. Lembrando que estamos numa série Ricordando, sto pensando in portoghese, ricordando che stiamo studiando una serie di studi com o objetivo de entendermos aquilo que Cristo exige de nós para que sejamos seus discípulos. Ok, un po' più pochi- corta la ok. frase. Ok, per capire che cosa Cristo intende quando dice che noi dobbiamo essere suoi discepoli. Há 2 semanas atrás, 2 settimane fa falamos sobre negar a si mesmo. abbiamo parlato a riguardo di rinnegare se stessi. E hoje, como já disse, falaremos sobre tomar a sua cruz. E oggi, come ho già detto, parleremo sul prendere la propria croce. Vou pedir para você abrir sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25. Ok, aprite le vostre Bibbie in Matteo capitolo 16, versetto 24 e 25. Podemos ler. Sì. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Ok. Preghiamo? Preghiamo. Per favore, pastor. Nostro Dio, nostro Padre, questa è la tua santa parola. Perciò ti chiediamo, Signore, che tu possa seminare, Padre, il buon seme e soprattutto un seme, Signore, che porti frutto. E ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che nulla di quello che verrà detto possa essere portato via dal maligno, ma che rimanga lì, Signore, per sempre e porti, Signore, quella maturazione, quella santità, Signore, di cui tu tanto chiedi ai tuoi figli. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amém. Bom, quando Jesus disse Quando Gesù ha detto que devíamos tomar a nossa cruz, che dobbiamo prendere la nostra croce, eu acredito que ele não estava dizendo literalmente allora io credo che lui non diceva questo in modo letterale, de que devemos de fato pegar uma cruz e che di fatto noi dobbiamo prendere una croce e carregá-la. e metterla sulle spalle. Mas ele estava falando ali a pessoas Ma lui stava parlando a delle persone que entendiam muito bem o que significava esse processo. allora, che capivano molto bene che cosa significa quel processo di prendere la propria croce. E a cruz, na época, era um instrumento de morte. Allora, la croce nell'epoca di Gesù era uno strumento di morte. Os romanos utilizavam dela para poder cumprir punições. I romani la utilizzavano per poter portare a termine delle punizioni, della giustizia, Sim, a pessoas que fizeram crimes terríveis. a persone che facevano dei crimini terribili.
Aquele que era julgado e então condenado à morte de cruz, a quelli che erano condannati e ovviamente venivano messi in croce, tinha que carregar a sua cruz até o lugar onde seria crucificado. dovevano caricare la propria croce e portarla fino al posto dove loro sarebbero stati crocifissi. Isso se tornava algo, um show público, E questo diventava ovviamente uno show pubblico, onde a pessoa que seria crucificada dove la persona che era crocifissa passava por um momento ali com certeza de muita humilhação, de muita vergonha. passava attraverso le strade ovviamente per un momento di umiliazione della persona stessa. Quando Jesus diz então que devemos pegar a nossa cruz, tomar a nossa cruz, Quando allora Gesù intende che noi dobbiamo prendere la nostra croce, o que será que ele quer dizer então com essa figura, usando essa figura da cruz? allora che cosa lui vuole intendere quando dice che dobbiamo prendere la nostra croce? O primeiro ponto que falaremos aqui é que a cruz é um instrumento de julgamento. Allora, il primo punto che noi considereremo è che la croce è uno strumento di giudizio. Teve um preço que precisou ser pago pelos nossos pecados, C'era un prezzo che bisognava essere pagato per i nostri peccati, por aquilo que fizemos contra Deus. per quello che abbiamo fatto contro Dio. E Cristo pagou esse preço na cruz. E Cristo ha pagato questo prezzo giustamente nella croce. Na cruz, toda a ira de Deus estava sobre Jesus. Allora, alla croce, tutta l'ira di Dio era sopra Cristo. Tem uma ilustração que eu gosto de contar, Ok, c'è un'illustrazione che mi piace raccontare, que é como se fosse a ira de Deus, é como se fosse um raio è come se l'ira di Dio fosse un raggio que vem contra nós pecadores. che viene contro ciascuno di noi peccatori. E quando Cristo morre na cruz e se entrega no meu e no seu lugar, Allora, quando Cristo muore sulla croce e si consegna al nostro posto, é como se ele se colocasse como um para-raio. è come se lui diventasse un parafulmine. O raio, a ira de Deus que vinha sobre nós, L'ira di Dio che dovrebbe venire su di noi desvia e vai toda sobre Cristo. devia e va tutta sopra Cristo. Ou seja, era para que nós morrêssemos por causa daquilo que fizemos. Ossia, noi avremmo dovuto morire per causa di quello che noi abbiamo fatto, Mas Cristo se colocou no nosso lugar. ma Cristo si è messo al posto nostro. Mas diante disso, muitas vezes a gente acaba, como uma palavra para ficar mais fácil, a gente acaba esquecendo, na verdade, que mesmo que Cristo tenha se colocado no nosso lugar, ainda assim nós somos responsáveis por aquilo que aconteceu. Però noi dobbiamo capire che anche se Cristo si è messo al nostro posto, noi ovviamente siamo responsabili del nostro peccato. Sim, nós merecemos a punição que Cristo recebeu no nosso lugar. Ossia, noi in qualche modo meritiamo quello che Cristo ha passato, avremmo dovuto passarlo noi. E o que nós devemos fazer diante disso, então? E davanti a questa cosa, che cosa noi dobbiamo fare? Nós precisamos entender que temos uma responsabilidade com relação à nossa natureza. Allora, noi dobbiamo prenderci ovviamente una responsabilità a riguardo della nostra natura carnale. Cristo fez algo por nós que ninguém mais poderia fazer. Allora, Cristo ha fatto qualcosa per noi che nessun altro qua su questa terra poteva fare. Cristo nos deu vida, Cristo ci ha dato la vita. mas agora tem uma resposta que nós precisamos dar a Ele. Allora, adesso però dobbiamo dare una risposta in qualche modo a Cristo. Porque a responsabilidade Perché la responsabilità por aquilo que Ele sofreu di quello che Lui ha sofferto é nossa. è nostra. E às vezes a gente trata isso como se não precisássemos fazer nada. E alla gente, a volte le persone così amministrano questo come se noi non dovessimo fare assolutamente niente. Cristo morreu por mim, perdoou os meus pecados e agora é isso, só esperar o dia que Cristo voltará. Cristo è morto per me, i miei peccati sono perdonati, basta, siamo a posto. E na verdade Cristo espera que nós, diante daquilo que Ele fez,
tenhamos o interesse, a vontade de fazer a vontade de Deus. Quindi Cristo invece aspetta che noi abbiamo un interesse davanti a Dio, che abbiamo una responsabilità di fronte alla sua croce. É a melhor resposta que nós podemos dar a Ele diante daquilo que Ele fez por nós. E la migliore risposta che noi possiamo dare a Gesù dinanzi a questo É fazermos a vontade de Deus. fare la volontà di Dio. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a vontade de Deus é que sejamos santificados. Ok, in Prima Tessalonicesi 4,13 c'è scritto che la volontà di Dio è che noi ci santifichiamo. Efésios 4:22-24, podemos ler? Sì, Efesini 4, 22, 23, 4,3 dice perché questa... ok, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Colossenses 3:5 diz que nós, assim, né, façam morrer tudo. Ok, c'è scritto questo? Colossenses, eu não tinha passado esse, mas... Ok, Colossesi 3? Diz que devemos fazer morrer tudo que pertence à natureza. Ok, Colossesi 3 dice che noi dobbiamo far morire tutto quello che appartiene alla nostra natura. Sim. Dessa forma, nós vemos que precisamos tomar uma atitude diante daquilo que Cristo fez. Allora, quindi noi capiamo che dobbiamo prendere un'attitudine ben precisa di fronte a quello che Cristo ha fatto per noi. Precisamos reconhecer que merecemos o que Cristo sofreu em nosso lugar. Allora, per prima cosa dobbiamo riconoscere che noi meritavamo veramente quello che Cristo ha sofferto per noi. E buscarmos fazer a vontade de Deus. E cerchiamo in qualche modo di fare la volontà di Dio. Tomar a nossa cruz, então, significa Prendere la nostra croce quindi significa assumirmos a responsabilidade em relação à nossa natureza. quindi prendere la responsabilità di quello che noi siamo, della nostra natura. Além disso, a cruz ela é também uma ferramenta, um instrumento de cura. La croce, oltre a questo, è uno strumento di guarigione, di cura. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. La parola di Dio dice che attraverso le sue ferite, i suoi lividi, noi siamo stati guariti. Na cruz, as nossas doenças espirituais foram curadas. Alla croce, le nostre malattie spirituali sono state curate. E agora nós somos um canal de cura. E adesso noi siamo diventati un canale di cura, un canale di guarigione. Então, quando, por exemplo, a gente decide não responder às ofensas que recebemos, Quindi dobbiamo non rispondere alle offese che noi riceviamo, chamamos a atenção das pessoas chiamare l'attenzione delle persone. para algo que elas não esperam. Questo non l'ho Para capito. algo que elas não esperam de Per nós. qualcosa che loro non si aspettano. Porque quando nós temos um inimigo, Quando noi andiamo... temos... abbiamo un nemico? Sì. Ok, sì. Automaticamente ele espera que nós agiremos com ele de uma forma que faça sentido. Ok. Ele é o nosso inimigo. Quindi il nemico che cosa spera? Spera che noi agiamo nel modo in cui lui pensa che noi reagiamo. Agora, quando amamos o nosso inimigo como Jesus nos ensina, E invece quando noi amiamo i nemici come Gesù ci insegna, isso chama a atenção. questo chiama molto l'attenzione. Assim como fomos curados por Jesus, Così come noi siamo stati curati da Cristo, as nossas atitudes precisam agora servir para curar as outras le pessoas. nostre attitudini rinnovate adesso possono servire per curare altre persone. 2 Coríntios 5:20 Seconda Corinzi 5:20, diz que somos embaixadores de Cristo. allora dice che noi siamo ambasciatori di Cristo. Ou seja, somos representantes de Cristo na terra. Quindi siamo rappresentanti ufficiali di Cristo sulla terra. Como? Come? Através das nossas atitudes. Attraverso le nostre attitudini. As pessoas precisam olhar para nós Le persone devono guardare verso di noi e reconhecer que temos algo de diferente. e riconoscere che abbiamo qualcosa di differente dagli altri. Isso só é possível através das nossas atitudes. Questo è possibile soltanto attraverso le nostre attitudini rinnovate. Tomar a nossa cruz, portanto,
prendere la nostra croce, quindi, significa que precisamos ter uma vida cristã prática, allora che dobbiamo avere una vita cristiana pratica, de tal forma que aqueles que estão ao nosso redor di fronte a quelli che stanno intorno a noi, sejam impactados através das nossas atitudes. sono colpiti dalle nostre abitudini. Além disso, a cruz também é uma ferramenta de comunicação. Quindi la croce, oltre a questo, è uno strumento di comunicazione. A cruz em si nos fala somente ao olharmos para ela. La croce non ci insegna... no, aspetta, A cruz, ela nos fala somente olhando para ela. Sì, la croce ci parla soltanto guardandola e vedendo quello che lei è in realtà. Como é uma cruz? Come è fatta la croce? Tem uma linha vertical Ha una linea verticale e uma linha e horizontal. una linea orizzontale. A linha vertical La linea verticale nos diz que Cristo nos deu a possibilidade de termos novamente um relacionamento com Deus. allora ci dice che noi possiamo avere una relazione continua aperta da Cristo. Algo que tinha sido rompido por causa do pecado. Prima era stata rotta per causa del peccato, Mas agora nós temos a possibilidade novamente de falarmos com Deus. allora adesso noi attraverso la croce abbiamo nuovamente la possibilità di parlare apertamente con Cristo, De nos relacionarmos com di Ele. avere una relazione con Lui. Mas essa relação com Ele precisa ser traduzida na relação que nós temos também com as pessoas. Ma questa relazione che noi abbiamo con Lui deve essere anche tradotta, ok? Deve essere praticata anche con le altre persone. Que aí fala da linha E horizontal. questo ci parla della linea orizzontale della croce. Você quer saber como está o seu relacionamento com Deus? Allora, se tu vuoi sapere che qualità ha la tua relazione con Dio, Repare como você tem tratado as pessoas. prova a vedere come tu ti relazioni con le persone. Se você tem tratado bem as pessoas e tem um relacionamento bom com as pessoas, Se tu tratti bene le persone, hai una buona relazione con le persone, é um sinal de que você tem um bom relacionamento com Deus. è un sintomo che tu hai una buona relazione con Dio. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Allora, Gesù ha riassunto i 2 più grandi comandamenti, cioè tutti i comandamenti in 2 comandamenti solo. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Il primo è amare Dio sopra ogni cosa E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. e il secondo è ama il tuo prossimo come te stesso. Mas veja que começa primeiro amando a Deus, Ma comincia sempre prima amando Dio, se relacionando com Deus, relazionandosi con Dio e depois se relacionando e amando o outro. e dopo, di conseguenza, relazionandosi correttamente con gli altri. Como você tem se relacionado com as pessoas? Come ti stai rapportando con le persone? Será que no nosso dia a dia nós temos tomado a nossa cruz? Allora, sarà che giorno dopo giorno noi abbiamo preso veramente la nostra croce, Lembrando que tomar a cruz é um símbolo de morte. ricordando che la croce è un simbolo di morte, Mas Cristo já morreu por nós. ma Cristo è già morto per noi E acaba aí? e rimane lì. Mas nós precisamos tomar atitudes diárias E noi dobbiamo prendere però delle attitudini nella nostra vita, nelle aree della nostra vita, que demonstrem que entendemos aquilo que Cristo che fez por dimostra nós. qual è il vero messaggio della croce di Cristo. Tomar a nossa cruz significa assumirmos que Cristo enfrentou a nossa morte. Allora, dobbiamo essere coscienti quindi che Cristo ha affrontato la morte che spettava a noi. E agora devemos morrer para nós mesmos E allora adesso dobbiamo morire a noi stessi e vivermos a vida da maneira como Ele quer que vivamos. e vivere la nostra vita nel modo in cui Lui vuole. Será que temos percebido a ação daquilo que Cristo fez por nós em todas as áreas da nossa vida? Allora, sarà che abbiamo capito veramente che cosa Cristo ha fatto in tutte le aree della nostra vita? Quais as áreas da sua vida que você talvez ainda não submeteu a Cristo? Qual è l'area della tua vita che ancora non hai sottomesso a Cristo? Porque tomar a nossa cruz Perché prendere la nostra croce tem a ver com entendermos que aquela morte era para nós. ha a che vedere col fatto che dobbiamo aver capito che quella croce, quella morte aspettava a noi. E Ele fez aquilo que ninguém mais podia fazer por nós. E Lui ha fatto qualcosa che nessun altro poteva fare per noi.
E o melhor que podemos fazer agora E adesso la cosa migliore che possiamo fare é submetermos a nossa è vida a Ele sottomettere la nostra vita a Lui, por completo. completamente. Mas às vezes tem algumas áreas que a gente quer deixar de lado. Ma ci sono alcune aree che nelle nostre vite sono state lasciate da parte, Porque você pode dizer assim: perché possiamo dire così: amar um amigo, um familiar, é tranquilo. amare un amico, un familiare è molto facile, Agora, não me pede para amar o meu inimigo. ma non mi chiedere di amare un nemico. Afinal de contas, é o meu inimigo. Alla fine dei conti è un mio nemico. Só que a Bíblia diz que quando Cristo morreu por nós, Solo che Cristo, la parola di Dio dice che quando Cristo è morto per noi, nós ainda éramos inimigos de Deus. dice che noi eravamo ancora nemici, Romani capitolo 5. Então vê, quando nós tomamos a nossa cruz, Perciò quando noi prendiamo la nostra croce, nós estamos entendendo que temos que aplicar aquilo que Cristo fez por nós allora dobbiamo capire che dobbiamo applicare che quello che Cristo ha fatto per noi de uma forma prática. di una forma pratica. Quando eu entendo que Ele morreu por mim quando ainda eu era inimigo dele, Allora, quando io capisco che Lui è morto per me quando io ero ancora nemico, ou seja, Ele me amou quando eu ainda era um inimigo dele, ossia Lui mi ha amato quando io ero ancora nemico, por que eu não vou fazer isso com as pessoas que estão ao meu redor? perché io non faccio questa cosa, la stessa cosa, con le persone che stanno intorno a me? Quais as áreas da sua vida que você ainda precisa submeter a Cristo? Allora, qual è l'area della tua vita che ancora tu devi sottomettere alla signoria di Cristo? Eu quero fazer uma oração aqui para poder encerrar. Io voglio fare una preghiera qui per chiudere Queria pedir para que você abaixasse a sua cabeça aí, fechasse os seus olhos e ti chiedo di abbassare la tua testa, chiudere i tuoi occhi e que você pensasse quais são essas áreas que você ainda não submeteu a Cristo. e che tu possa pensare in questo momento quali sono le aree che tu ancora non hai sottomesso a Cristo. Como você tem visto a obra de Cristo por você na cruz? Come hai visto fino ad oggi l'opera di Cristo per te sulla croce? Apenas como algo teórico Qualcosa di teorico ou como algo que gera em você algum tipo de mudança? o qualcosa che genera in te qualche tipo di cambiamento? Para que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Per essere dei veri discepoli di Cristo. Ele quer que nos lembremos da morte dele Allora, Lui vuole che ci ricordiamo della sua morte e que morramos para nós mesmos, e noi lo stesso possiamo morire a noi stessi para viver aquilo que ele quer que vivamos. per vivere quello che Lui ha in mente per noi. Vamos orar agora? Preghiamo adesso. Nostro Dio, nostro Padre, adesso ti lasciamo, Signore, questo tempo prezioso, Signore, affinché lo Spirito Santo possa toccare, Signore, il profondo del nostro essere. Quello che non è stato consegnato a te, in questo momento, Signore, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù, che possa cadere quella barriera, Signore, che ci impedisce di essere completamente consacrati alla tua opera. Ti chiedo, Signore, che per ogni persona che è qua questa sera, in questo culto di adorazione, ci sia veramente, Signore, un salto di qualità e che noi, Signore, possiamo uscire da questa sala veramente trasformati dalle decisioni che prenderemo. Signore, Cristo ha fatto un sacrificio perfetto sulla croce. Ha preso tutti i nostri peccati e li ha gettati in fondo al mare. Ha svergognato le potenze del male. Ha crocifisso un documento che era la legge che ci accusava ogni giorno. E quindi, Signore, noi non dobbiamo fare altro che prendere questo documento che è stato scritto con il tuo sangue e obbedire. Signore, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che ogni catena spirituale che questa sera è presente in questa sala possa essere spezzata nel nome di Cristo Gesù e che il tuo sangue purifichi, Signore, purifichi quell'area e riporti, Signore, al progetto originale che tu hai per ciascuno di noi. La tua parola dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
iniquità, peccato continuo. Tu ci hai promesso anche di purificarci da ogni iniquità. Signore, quanto profonda è la tua parola. Ti ringrazio, Signore, per l'opera che stai facendo e che non terminerà, Signore, qui. Continuerà nelle sale, Signore, dove i ragazzi discuteranno la tua parola. Continua a lavorare con loro. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Grazie, Dio vi benedica. Potete adesso dividere i gruppi nelle vostre sale, ok? E continuate a discutere sulla parola di Dio che avete ascoltato. Dio vi benedica.